velatamente minacciando, dicendo che noi stiamo cercando e mettendo in circolazione notizie che non sono fondate. Allora noi dal momento in cui abbiamo ricevuto il verbale del Comitato Tecnico Regionale e abbiamo visto che per fare le prove di stabilizzazione dei 3 bomboloni li hanno caricati con 4,5 milioni di litri di acqua potabile, ci hanno impiegato più di un mese a fare questo lavoro e poi ci siamo accorti che hanno cominciato a scaricarla perché ci sono due tubi di scarico che vanno a finire direttamente nella laguna Allora, non sapendo di cosa si trattasse, ovviamente abbiamo fatto una segnalazione all'ente che si occupa di dare queste autorizzazioni, che è il Provveditorato alle opere pubbliche. Abbiamo mandato la segnalazione e contemporaneamente l'abbiamo pubblicata nella stampa, non dicendo che loro sono come dire, colpevoli di questo, ma abbiamo fatto la segnalazione affinché l'ente che dà l'autorizzazione verificasse se erano in possesso di queste autorizzazioni. Il verbale del CPR diceva che lo svuotamento doveva avvenire entro il 3 di ottobre. Loro ci hanno fatto avere per via traverse abbiamo visto l'atto di autorizzazione del provveditore pubbliche, che però ha un protocollo datato 10 di ottobre. Allora già qui c'è, come dire, una disparità. Ma a parte tutto, voglio dire, sarebbe anche ora il tempo che la società, invece di parlare d'affidenza o andare a fare le conferenze stampa al Vega di Marghera, venisse a Chioggia una volta per tutte per spiegare ai cittadini di Chioggia, ecco, tutte le varie sequenze che per noi sono piene di criticità e che per loro sono corrette e dicono che noi stiamo facendo solo terrorismo mediatico. Io credo che il Comitato e la città in tutte le sue forme rappresentative sinora si è comportata nel miglior modo possibile. Siamo stati bravi e buoni perché abbiamo un grande rispetto delle istituzioni e siamo convinti, fino alla fine saremo convinti, che chi sta indagando, chi in qualche modo deve riprendere in mano la questione, ecco, deve far risaltare tutte queste criticità che ci sono state e riprendere in mano una volta per tutte tutto l'iter autorizzativo. Non dimentichiamoci una cosa che è stata confermata dalla soprintendenza: questo impianto non ha l'autorizzazione paesaggistica. Allora voi mettete a mente quello che vi sto dicendo. Noi siamo all'interno della laguna di Venezia, che è regolata e tutelata nella legge speciale dello Stato, che la mette dal punto di vista dei vincoli, la mette, come dire, in una posizione superiore, più in alto rispetto a tutto il resto del territorio italiano. Una conferenza di servizi che si è svolta senza la presenza di una soprintendenza in qualsiasi altra parte del territorio italiano sarebbe stata invalidata, e c'è giurisprudenza su questo, sia sentenze del TAR ratificate dal Consiglio di Stato. Nella laguna di Venezia, maggiormente tutelata, il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, che al proprio interno non ha competenze in materia urbanistica, dichiara che
l'autorizzazione è comprensiva di tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili di questo mondo. Da questo se ne ricava che, pur essendo all'interno di un territorio maggiormente tutelato, per questo iter, per questo progetto, invece succede che noi ci troviamo a essere meno tutelati rispetto al resto del territorio. Ecco, allora non entro nel merito di tutte le cose già ormai consolidate sul fatto della mancanza dal punto di vista urbanistico. Lì è prevista una zona di bunkeraggio, un distributore di benzina per la marineria. Da questo chiedere come ampliamento un deposito di 10 volte superiore, che nulla ha a che fare con l'impianto originario, perché qui si tratta di GPL per il riscaldamento della pianura padana. Ecco, quindi non poteva essere conforme dal punto di vista urbanistico, ma tantissime anche altre come dire, città rilevate nel tempo, segnalate. Noi speriamo che la Procura della Repubblica cominci a entrare un attimino nel merito, materiale ne ha in abbondanza, insomma sarebbe anche ora il tempo che cominciasse a dare qualche segnale.